Eccoci qua, sono le 5 meno un quarto di domenica. Prepariamo la bolognese, prepariamo una montatura velocissima, prepariamo il pane e formaggio e ce ne andiamo a fare un po' di vivo oggi. Allora, tanto per iniziare, essenziale è avere in casa del pane. Basterà quello che vi avanza a tavola o che avete conservato secco. Siccome del pane utilizzeremo solo la mollica, per abitudine preparo un secchio dove mettere il pane che utilizzo per pasturare, generalmente le croste. Ma parliamo degli ingredienti principali: mollica di pane, formaggio grattato e pane grattato. Passiamo ora alla preparazione. Inumidiamo bene il nostro pane secco. Una volta strizzato aggiungiamo il formaggio e il pane grattato fino a portarlo nuovamente ad uno stato solido. Non abbiate fretta durante questa fase, cercate con le mani di capire il punto di consistenza raggiunto. Infine, ultima strizzata per eliminare l'acqua in eccesso e il nostro pane per procurarci l'esca viva è pronto. 5 minuti e il gioco è fatto.